È stato presentato a Maiano, nella sala consigliare del comune, il nuovo libro di Cristian Romanini, Stagions, Haiku par Furlan. Gli haiku sono brevi componimenti poetici giapponesi di soli 3 versi che racchiudono in poche parole la bellezza del mondo. Cristian Romanini è riuscito a trasporre questa forma poetica in marilenghe, una lingua molto distante dalla tradizione giapponese. Il volume però si distingue per essere scritto in 4 lingue: friulano, italiano, inglese e giapponese. La prefazione è curata da Angelo Floramo e la postfazione da Sabrina Baraccetti e Thomas Bertacche, responsabili del Far East Film Festival, la prestigiosa kermesse dedicata al cinema asiatico a Udine. L'haiku è un genere letterario tipico del Giappone che ha la sua forza nell'essenzialità. Infatti sono 3 versi, è una poesia molto breve e i 3 versi hanno una struttura definita in 5, 7 e 5 versi, per cui in totale in 17 versi chi scrive un haiku deve emozionare, perché l'haiku nasce non per fare una didascalia o per descrivere, ma per suggestionare. E anzi, si dice che per rappresentare un haiku la figura è il cerchio, dove metà cerchio la fa chi lo scrive, metà cerchio la fa chi lo legge, e quindi completa ognuno con le proprie emozioni. E tu hai deciso quindi di scriverli in friulano. Sì, è stato un esperimento che vuole essere un simbolo di omaggio alla cultura giapponese che ammiro e che anche indirettamente e inconsapevolmente fin da bambino mi ha suggestionato. E poi l'idea era anche quella di lanciare un messaggio di amicizia, un ponte fra le culture, forse i luoghi che sono agli antipodi, perché se c'è un luogo talmente lontano dal Friuli è proprio il Giappone, ma proprio per questo ho cercato di trovare in questo genere letterario tipico del Sollevante e la mia lingua, il friulano, una chiave di lettura e di scrittura. E i contenuti di questi haiku? Ho cercato di seguire il Kigo, la regola che prevede all'interno di ogni haiku un richiamo alla natura e alle stagioni. E quindi si parla del tempo che passa, si parla di ambiente, si parla di Friuli, perché è vero che la poesia utilizza un genere lontano, ma ho cercato di portare in questa poesia il Friuli e la nostra identità friulana. Christian, tu hai parlato di un ponte fra culture, ma come hai realizzato questo ponte? Beh, ho cercato di usare le lingue che potevano meglio concretizzare questo concetto, per cui sono partito dal friulano perché ovviamente è la mia lingua madre e ci tenevo a esprimere e a valorizzare questo messaggio attraverso la lingua friulana. Poi ovviamente ho voluto allargare un primo cerchio, no? Traducendoli in italiano, e la pubblicazione alla fine è uscita in 4 lingue perché abbiamo aggiunto sia l'inglese sia il giapponese. Mi sono fatto aiutare ovviamente dai 2 traduttori che collaborano con il Far East Film Festival, che sono Richard McKenna per l'inglese e Tomoko Sakurai di Tokyo per il giapponese. Quanto tempo ci hai messo per realizzare quest'opera, Christian? Ci è voluto un po' di impegno e di lavoro, immagino. Ma diciamo che l'ho fatto senza darmi una scadenza, perché appunto mai avrei pensato di trovarmi a girare il Friuli a presentare un libro che, come dicevo, nasce come un esperimento e poi tappa dopo tappa è cresciuto. È come quando ti ritrovi a mangiare un frutto e getti il seme, no? Poi ti dimentichi e ti ricordi di questo seme solo quando vedi la piantina. Ecco, più o meno è successo così, perché è stato un concatenarsi di eventi, prima l'incoraggiamento del professor Floramo, poi la condivisione con il Faris Film, poi l'editore che ha sposato e poi le varie associazioni e enti che stanno accogliendo le presentazioni che si fanno sul territorio. E l'idea di andare proprio in Giappone a portarlo questo libro? L'idea c'è, però insomma facciamo una cosa alla volta.